Prendo a porta della camera dei suoceri e mi ho trovato aperto e mi ho trovato questa persona davanti. E mi ho detto, cosa ha fatto qua? Ho sbagliato a casa. No, ho detto, ti sei un ladro. Un ragazzo giovane sulla ventina si è rivolto alla signora in dialetto. Ho sbagliato casa. Le urla dell'anziana per farlo andare via il marito Giuseppe che la raggiunge, ma il giovane è veloce, già sulle scale, verso l'uscita della casa di via Postumia a Merlengo, di Ponzano Veneto. L'irruzione in pieno giorno, intorno alle 15:30. Sono venuta, ho fatto tutto il giro, sono venuta qua, c'era mio marito sul divano che dormiva. E io avevo detto vado un attimo di sopra e dopo, e sono arrivata alla porta, ho sentito un gran botto. Io stavo dormendo là, non ho sentito niente. Ho sentito un rumore sopra. Beppi mi chiama, c'è qualcuno, vado a vedere di sopra sulle stanze, il bagno, il granaio, tutti i balconi a copo. Ho detto per me non c'è nessuno. No, mia moglie fa, c'è qualcuno. Era nascosto dietro la porta. Se l'ha trovato proprio davanti. L'indomani della rapina i due coniugi di 77 e 82 anni sono ancora provati e sotto shock. Il giovane durante la rapina ha prima strattonato l'anziano, strappato il suo girocollo d'oro e lasciato poi cadere a terra. Mi ha dato un strettone qua, mi ha tolto il girocollo che avevo, è scappato a piedi per la strada per là il bastone. Mi ha fatto male qua e stanotte ho dovuto andare al pronto soccorso. Cosa pensa? Maledetti. Come sta lei adesso? Beh, adesso non ho tanti problemi.